Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok. La curva salta, ole, ole, accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole, commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok. La curva salta, ole, ole, accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole, commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78, buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana, una nuova settimana che ci porterà dritti naturalmente all'appuntamento più importante del marchio penalty, ovvero quello di giorno 1, venerdì 1 alle 18 con i Penalty Awards che come tutti ben sanno si svolgeranno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Gregorio di Catania. Tra l'altro l'intera manifestazione sarà ripresa da Gold 78 e mandata in onda poi giorno 10, domenica 10, a partire dalle ore 22, con replica anche lunedì 11 alle 23:30. Sarà una puntata molto particolare, chiaramente quella di oggi, perché si sono svolte le due partite di semifinale nazionale per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Non è andata bene alle due squadre siciliane, tra poco comunque avremo modo di parlarne, e poi insomma chiacchiereremo di quella che è stata la stagione per una squadra importante con una tradizione non di poco conto, ovvero dello Sporting Taormina. E a tal proposito allora vado subito a salutare il nostro ospite di questo inizio settimana, ovvero mister Giovanni Lamela, allenatore dello Sporting Taormina. Ben trovato Giovanni. Grazie, ben trovato e buon pomeriggio a tutti. Allora, è stata una stagione non di poco conto, vittoria netta, un campionato certamente non facile, perché i campionati bisogna giocarli per vincere, perché uno parte sempre con l'idea che abbiamo la squadra più forte, vinciamo. Vincere non è mai facile. Non è mai facile. Categoria, quindi... Tra l'altro lo Sporting Taormina ha avuto un percorso non certamente positivo negli ultimi anni, una retrocessione, addirittura per scelta due categorie ancora più in basso, siete ripartiti dalla prima categoria. Sì, per quanto riguarda, non c'è stata, penso, nessuna retrocessione, in poche parole è stata una scelta della società, non è stata una retrocessione sul campo. Una retrocessione a tavolino, diciamo, ecco, per scelta societaria. Per scelta societaria, perché il presidente aveva bisogno di pensare bene, di mettere, perché è una società seria, una società che non improvvisa e quindi non bisogna improvvisare, si è scelto di partire di nuovo dalla prima categoria. Certo. Allora, prima di continuare a parlare chiaramente dello Sporting Taormina, diamo subito lettura dei nostri contatti per poter interagire con noi di Penalty Play, che vi ricordo va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 14:30 alle 15:30 sino al venerdì, dal lunedì al venerdì. Il nostro numero WhatsApp 328 53 58 101 e anche un indirizzo email formattvpenaltyplay@tiscali.it, e ricordiamo anche che siamo in diretta live in questo momento anche sulla pagina Facebook Penalty Live, quindi potete seguirci sia in diretta ma eventualmente anche on demand questa sera, perché insomma il fatto di poter andare in onda anche su Facebook ci permette poi insomma di dare possibilità ai nostri telespettatori di seguirci al di là del consueto orario live delle 14:30. Torniamo a parlare dunque di questo Sporting Taormina. Che campionato è stato il vostro? Un campionato importante, un campionato particolare, difficile, c'erano società importanti anche come Blasone, vedi la Cicatena,
Ravenna, Certo. vedi il Città di Villafranca, già società che avevano anche disputato campionati di categoria superiore. Quindi un campionato difficile, come lo sono tutti i campionati. Noi siamo partiti bene, siamo stati sempre primi, abbiamo dimostrato sul campo di avere qualcosa, forse più di qualcosa delle avversarie. Per la categoria, cioè quella appunto che avete disputato, la prima categoria, sicuramente i nomi del vostro gruppo non si inventano tutti i giorni. Assolutamente, gente che ha calcato. Negli anni precedenti c'era un gruppo storico che faceva l'eccellenza lì a Taormina, tipo Puglia, Mannino, il ritorno di Alessio Emanuele, Paolo Saia. Ripartirete da questo gruppo oppure pensi che la prossima stagione nel campionato di promozione insomma riorganizzerete un po' tutto il vostro gruppo? Allora, per quanto riguarda il prossimo campionato, io mi auguro innanzitutto di essere lì, giusto? Perché, ancora non c'è conferma. Assolutamente, perché è giusto, Presidente è giusto Castorina, così. lo faccio io, insomma, questo appello, per cortesia. Non mi sembra il caso di rinunciare ad un allenatore che è giovane, che è competente, che è catanese. Questo non c'entra niente, ma ce lo metto io. E soprattutto in nomination quale miglior allenatore di prima categoria ai Penalty Awards, che tra l'altro sono uscite ieri queste nomination. Parleremo anche dei Penalty Awards. Però, ritornando al discorso del Taormina, mi auguro assolutamente di ripartire dallo stesso gruppo, perché è un gruppo innanzitutto di ragazzi stupendi, ragazzi proprio dei bravi ragazzi, e poi di giocatori di altre categorie, quindi possono fare la differenza in promozione tranquillamente. Tra l'altro sottolineiamo anche il fatto che insomma per essere almeno per quest'anno una squadra di prima categoria non vi mancava nulla: campo bellissimo, erba sintetica, società presente, presidente che sicuramente vi ha accontentato in tutti i sensi, cioè c'erano tutti i presupposti per fare un campionato sereno. Io posso dire che quest'anno mi accorgevo di essere in prima solo quando andavo a giocare il sabato, la domenica non c'erano i guardalinee o c'era un campo sterrato, perché l'organizzazione per quanto riguarda la società Sporting Taormina penso sia almeno da eccellenza. Beh, sicuramente, d'altra parte le esperienze negli anni passati hanno dimostrato, sfiorando anche insomma un'eventuale promozione in Serie D, che la società è organizzata, è strutturata per fare campionati di grandi livelli. Alleno, guarda, secondo me nel panorama calcistico siciliano parlo, tra le pochissime società che dà garanzie sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo, non ti manca nulla, lì devi fare solo calcio, e questo grazie al presidente che è una persona competente. Assolutamente. Allora, vi state riorganizzando chiaramente per la prossima stagione, parlerete in società sicuramente nei prossimi giorni. Per adesso vi state gustando anche un po' di riposo, perché per voi è stato un campionato lungo, perché avete fatto anche la finale di Coppa. Infatti adesso vi facciamo vedere alcune immagini di questa partita che purtroppo non è andata positiva per voi. Avete perso contro l'Albatros, fair play del presidente onorario Giuseppe Lupo, però è anche vero che insomma ci può anche stare una sconfitta, però l'idea del double, come lo abbiamo un po' chiamato noi nel mondo dilettantistico, insomma è una cosa che vi sarebbe piaciuta. Sì, è una cosa che ci stuzzicava. Tra l'altro noi avevamo vinto il campionato con già almeno 4 giornate di anticipo, quindi l'obiettivo era la Coppa. Purtroppo ci siamo arrivati un po' male perché avevamo infortuni importanti tipo Alessio Emanuele, Famada, Idone, gente che non regali a nessuno. Ci arrivi un po' scarico con il fatto che non giochi partite impegnative? Secondo me questa è una cosa che dovrebbe rivedere l'organizzazione per quanto riguarda la federazione eccetera, perché non puoi giocare una finale il 20 maggio una società di prima categoria. Cioè se tu ci fai caso, in promozione la finale si è giocata adesso, in eccellenza si è giocata a marzo. Però il discorso è che poi parli di prima categoria, quindi non è la promozione dell'eccellenza, dove c'è gente che lo fa per mestiere, quindi arrivi di un modo magari sai, adesso non per difendere la federazione, chiaramente essendo tanti gironi, ci sono i playoff, ci sono i playout, chiaramente i tempi si allungano e quindi si è un po' quasi costretti proprio al termine della stagione fare questa finale. Ma infatti non è, diciamo, era una piccola cosa che volevo dire, è però giusto, va bene. alla fin fine io alla fine della partita ho fatto i complimenti all'Albatros, perché è alla vero, fine l'abbiamo sentite le interviste. Chi vince ha ragione, giustamente. Chiaro. Poi ovviamente se dovessi parlare per quanto riguarda la partita, se la gioco altri 10 volte la vinco 9 volte. Beh, probabilmente il gol della domenica proprio in apertura da parte dell'Albatros vi ha un po' tagliato le gambe, poi dopo devi andare ad inseguire e diventa sempre molto difficile. Il campo tra l'altro di Mister Bianco,
bianco che effettivamente in questo momento soffre un po'. Assolutamente, Soffre un soprattutto po'. per la nostra squadra, è una squadra tecnica che non può mettere le partite sul piano fisico, quindi a noi è mancato la possibilità di giocare come sappiamo, perché come ben detto prima ci alleniamo su un sintetico, Sì. quindi cerchiamo di giocare palla a terra e quindi ci ha, diciamo, scombussolati i piani. Questo ovviamente non è una scusante, perché dopo il loro gol al primo minuto conto 10 occasioni limpide per noi e non penso il 2-0 lo prendiamo al 95esimo, non lo Vabbè, conto quello perché insomma è quasi il fisiologico. tempo scaduto, sì, Però, infatti purtroppo, eravate in avanti, quindi un'azione quasi di contropiede, però, ci può anche stare. Però, è giusto. Onore L'ho agli detto. avversari, sì, è vero, lo hai Assolutamente. detto, e questa è un'altra tua caratteristica che insomma nell'ambiente si è notato con grande qualità, perché diciamolo pure, la figura dell'allenatore ultimamente, con l'arrivo del mental coach, con l'arrivo anche Sì. di altre preparazioni Altre figure, tecnico-tattiche che lasciano anche un po', secondo me, a desiderare, perché l'allenatore non sta diventando soltanto un allenatore, deve diventare un tuttofare all'interno anche di una squadra. Ci può anche stare, ma non in maniera esagerata. Assolutamente. Cioè l'allenatore deve studiare la tattica, la tecnica degli avversari e quindi anche dare delle direttive ai propri ragazzi, però il suo lavoro si deve anche un po' fermare qui. Perfetto, si deve Ho paura che sia stato troppo restringere ampliato. Sì, diciamo che più si va avanti e più diventa complicato. Ecco. È vero, è vero. Allora, hai tirato in ballo il fatto che avete giocato questa finale di Coppa dopo 4 partite che eravate già abbondantemente fermi, insomma tante situazioni che vi hanno un po' allentato dal punto di vista psicologico. E allora, voltando pagina, io voglio parlare di Lega Pro con te, perché il Catania si ritroverà mercoledì a giocare a Feralpisalò, quindi a Salò, una partita dopo che la squadra di Lucarelli è ferma da oltre 23 giorni. Per cui, domanda da allenatore, voglio sentire una tua risposta e capire che cosa secondo te va fatto, che suggerimento, anche se sicuramente i suoi collaboratori lo avranno già studiato per bene, il comportamento di questa squadra dopo tutti questi giorni di attesa. Guarda, innanzitutto credo che il fatto che siano stati fermi, anche se ovviamente parliamo di Lega Pro, di professionisti, certo, parliamo di professionisti, però non andavano a mare a prendere il gelato. Assolutamente, però il discorso è un conto è l'amichevole, un conto è la partita. Sì. Agonisticamente cambia tutto, quindi non sarà semplice, sono professionisti, è gente ovviamente abituata a questo, però secondo me soprattutto all'inizio, magari dopo i primi 20 minuti, però non sarà facile. Cioè l'agonismo affrontarla. nelle gambe, non tanto nella testa. Assolutamente. Nelle gambe sarà difficoltoso, Sì, quindi sì. credi che a questo punto questo fermo da parte della squadra catanese potrebbe essere un'arma a doppio taglio? Sì, un'arma a doppio taglio, però il Catania non può e non può sbagliare nell'approccio né, tra virgolette, superare questo piccolo problema che Diciamo può che essere non si può nascondere. Non si può nascondere assolutamente, e poi credo che magari l'avranno preparata nel migliore dei modi, magari avranno tanta voglia di giocarla, quindi quei giorni sono stati magari un po' più per la carica. Ecco. Sicuramente. Abbiamo delle immagini del Feralpisalò, squadra che a rivelazione in maniera inaspettata ha eliminato l'Alessandria per 3-1 addirittura d'Alessandria, quindi è stata una vera e propria sorpresa. Tra l'altro la serenità di una squadra che arriva a giocarsi queste finali nazionali può essere sicuramente uno spunto in più, un'energia in più, poi incontri una squadra blasonata come il Catania e probabilmente non è escluso che l'impegno anche mentale sarà triplicato, quadruplicato. Assolutamente, io credo, intanto in questo tipo di tornei, quando si parla di partita andata e ritorno, non c'è nulla di scontato, e l'abbiamo visto col Feralpisalò, con l'Alessandria. Poi ovviamente rischi tu, incontri una squadra di blasone, quest'anno capitava a noi, non era semplice, quando ci incontravano davano tutti il doppio di quello che potevano dare. Incontravano in questo caso il Taormina per quanto riguarda la categoria, giocavano in un campo che dicasi campo. Perfetto, quindi adesso il Feralpisalò incontrerà il Catania che fino a qualche anno fa faceva la Serie A, quindi le motivazioni penso non mancano. Non mancano, tra l'altro uno stadio piccolissimo, 1500 posti a sedere, e il Catania tra l'altro non potrà essere seguito neanche dai suoi tifosi, questa cosa un po' ci lascia esterefatti,
Non credo, cioè non c'è nessun precedente. Non riesco a nulla, capire quindi... perché insomma quest'ordine pubblico vieta insomma, ai tifosi catanesi di seguire la propria squadra. Spero che ciò non succeda neanche per un'eventuale semifinale e mi auguro soprattutto che non succeda in finale, ma in finale sicuramente sarà difficile che questo divieto possa ancora essere... Però è un fattore penalizzante perché uno dei punti di forza del Catania sono i tifosi. Assolutamente, assolutamente. Guardando anche gli altri incontri, sottolineiamo questo scontro Cosenza-San Benedettese. San Benedettese testa di serie, mentre il Cosenza ha eliminato una quasi testa di serie che era il Trapani. Il Trapani, sì, in una Cosenza partita... che insomma ha dimostrato veramente che forse fra tutte è quella più in palla. Sì, più in balla. Il Trapani già l'aveva incontrato in campionato e aveva sempre sofferto col Cosenza, quindi era una squadra che già soffriva di suo magari per il modo di giocare. Se non sbaglio è Braglia l'allenatore del Cosenza. Sì, è Braglia. È un ottimo allenatore, magari. E il Cosenza secondo me andrà avanti. Io qualche giorno fa ho fatto un sottotitolo proprio sul Cosenza in una trasmissione di Penalty Play dicendo mine vaganti. Sì. Cioè sono le squadre che se tu le incontri chiaramente soffri, speri di non incontrarle mai. Il Catania insomma sotto questo punto di vista ci ha sperato e per fortuna ci è riuscito. Perché se le incontri trovo veramente grandi difficoltà, perché sono squadre, lo hanno dimostrato in questa parte finale della stagione, che atleticamente e mentalmente sono pronti. Tra l'altro, venendo da risultati positivi, hanno aumentato ancora l'autostima. Perché ovviamente più vai avanti, più credi nella tua forza e nelle tue possibilità. È magari come un all'inizio mondiale, no? Come un mondiale. Perfetto, sì, più vai avanti e più credi in te stesso e quindi poi nascono nuove forze, nasce nuova grinta, credi nelle tue possibilità e il Cosenza è una di quelle squadre secondo me. Assolutamente. Le altre due partite per quanto riguarda questa fase finale playoff di Lega Pro sono tra Viterbese e Sud Tirol ed infine Reggiana-Siena. Pertanto insomma sia Sud Tirol che Siena sono teste di serie, Viterbese però positiva perché ha eliminato il Pisa, a sua volta un'altra squadra arcigna che tutti volevano non incontrare, l'ha incontrata la Viterbese che l'ha eliminata. E la Reggiana che sembrerebbe una squadra ostica anche nei confronti di questo Siena che come il Catania ha una voglia matta di ritornare quantomeno in Serie B. Il Siena è penso assieme al Catania, la squadra di blasone in questi playoff, quindi per quanto riguarda il blasone il Siena penso che come il Catania voglia tornare di nuovo nelle categorie che gli competono. Perfetto, quindi non sarà semplice per la Reggiana, ma non sarà semplice neanche per il Siena. Assolutamente. All'interno della nostra trasmissione Penalty Play, soprattutto quella del lunedì, chiaramente molto approfondimento legato al mondo del calcio dilettantistico, però è anche vero che come tutti ben sanno i campionati si sono terminati, ufficialmente è finita la stagione anche per le ultime due squadre siciliane che gareggiavano nella fase finale del campionato di eccellenza, nelle fasi nazionali, purtroppo sono state entrambe eliminate, ma di questo parleremo poi tra non molto. Sorge spontanea anche insomma, la voglia di parlare di nazionale. Oggi ci sarà il debutto in Svizzera a San Gallo da parte della squadra di Mancini e siccome noi a Penalty Play non ci facciamo mancare nulla perché finito il calcio dilettantistico ci sbizzarriamo e chiacchieriamo anche di calcio nazionale, questa nazionale che finalmente insomma sembrerebbe avere voglia di nuovo. Di nuovo si fa per dire, perché poi alla fine i giocatori quelli sono, può esserci qualche nuovo talento che viene inserito, però sicuramente i talenti italiani non sono tantissimi, quelli che abbiamo speriamo di poterli valorizzare un po' di più. Mancini, secondo te, è l'uomo giusto? Mancini è l'uomo, secondo me può essere l'uomo giusto anche a livello di esperienza, si è ritrovato nella sua carriera di allenatore a gestire sempre gruppi importanti e ha allenato sempre in piazze importanti, è una persona che magari è abituata, un allenatore che è abituato allo stress della grande piazza e quindi l'Italia sta ripartendo, credo non dobbiamo mettere pressione, dobbiamo dare tempo all'allenatore per ricostruire, perché adesso bisogna ricostruire. Bisogna ricostruire, ma si deve ripartire da Donnarumma, da Pellegrini, da Balotelli? Sì, sì, secondo me sì. Poi al di là del discorso tecnico bisogna ripartire dai giovani. Ormai chi ha dato a questa nazionale tanto è giusto che si faccia da parte, vedi il caso Buffon, vedi anche se magari possono dare ancora la nazionale, però se dobbiamo ripartire abbiamo purtroppo la possibilità di non giocare il mondiale.
E questo potenzialmente è la cosa migliore, no? Potenzialmente ci ha fatto capire che dobbiamo ripartire. Potenzialmente ci ha fatto capire questo purtroppo, questa cosa a cui noi non siamo abituati di non partecipare a un mondiale, ci ha fatto capire che dobbiamo ripartire e ci dà magari un po' più tempo, onde evitare che magari fai un mondiale, pensi di poter arrivare e poi magari ti manca sempre qualcosa. Adesso c'è il tempo per costruire. Tra l'altro, insomma, si parte da un'ossatura di un Under 21 interessante, non eccezionale ma interessante. Poi chiaramente sarà compito di Mancini valorizzare qualche altro elemento. Sicuramente i presupposti sono positivi, soprattutto perché è un allenatore giovane, giovane nel senso che comunque non è certamente il sessantenne classico che ultimamente la nazionale aveva avuto. Pertanto si parte da un allenatore, ma si parte soprattutto con una mentalità a livello dirigenziale della nazionale innovativa, perché l'ingresso di Costa Curta sicuramente ha alimentato questa voglia di rinnovamento. È una nuova linfa giovane, nuove idee giovani. Quindi si parte da Costa Curta, come si può arrivare a Mancini allenatore, si cerca di ricostruire partendo dai giovani. Si parla anche di un ingresso di Pirlo, tra l'altro, nello staff tecnico. Tutta gente che ha la necessaria esperienza per poter dare qualcosa in più alla nazionale in maniera giovanile, in maniera innovativa, perché il giovane non perché una persona è più grande, non può stare, però il giovane porta innovazione. Diciamo che è un po' cambiata finalmente anche all'interno della federazione la mentalità di non usufruire di giocatori che hanno dato tanto al calcio. Sino a una quindicina, 20 anni fa, era impensabile che un giocatore potesse entrare facilmente all'interno della federazione. È un po' cambiato, per fortuna, tutto questo, perché ci si è resi conto che alcuni elementi, con la loro esperienza da calciatore, possono diventare effettivamente dei riferimenti anche per la nuova crescita tattica e tecnica. Ma infatti Mancini è stato un grande calciatore. Infatti. Per esempio, partendo dall'allenatore, come Costa Curta è stato un grande calciatore. Pirlo... non stiamo qui a parlarne, quindi la possibilità di una mente giovane con l'esperienza di una mente magari di 40 anni, per dire. Quindi può dare, secondo me, nuova linfa e può portare cose buone e cose nuove alla nazionale. Nuova linfa sicuramente porta l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che proprio qualche settimana fa ha organizzato proprio un incontro con un allenatore professionista, Aimo Diana, allenatore della Siguro Leoncio, che come tutti ben sanno ha disputato una grandissima stagione, allenatore che comunque ha già lasciato la squadra lentinese per nuovi lidi e nuove prospettive, e noi personalmente auguriamo un in bocca al lupo ad Aimo, perché nel corso di questo stage realizzato a Tremestieri e Tenneo abbiamo capito, per chi ha seguito il convegno, la qualità umana e la capacità di interagire con i propri colleghi, perché spesso e volentieri tra allenatori, diciamolo pure, c'è una sorta di tensione, di muro invisibile che magari ti porti, ma Aimo Diana possiamo collegarlo al discorso di poco fa, un giovane allenatore. Un giovane allenatore, quindi, tra l'altro, insomma, che fa giocare bene anche le sue squadre. Quindi voglio dire, ricolleghiamo anche al percorso della nazionale, a quello che abbiamo detto sinora. Quindi Aimo Diana ha fatto bene e ha fatto capire che oltre alle idee c'è il discorso umano che è importante. Ebbene, allora a questo punto guardiamoci questo servizio proprio in occasione di questo incontro, ci faremo anche insomma 4 chiacchiere. Abbiamo realizzato insomma una breve intervista anche al presidente dell'AIAC, José Sorbello. Gli allenatori incontrano l'allenatore Aimo Diana, attuale allenatore della Sicola Leonzio, un incontro voluto fortemente dall'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, per dar modo ai tecnici novelli di conoscere quelle che sono le caratteristiche, le teorie di un allenatore professionista. Siamo con il presidente del comitato provinciale di Catania dell'AIAC, José Sorbello, ancora una volta l'AIAC per proporre un convegno importante con un nome importante, uno degli allenatori più interessanti di questa stagione, Aimo Diana. Sì, l'AIAC prosegue nel suo cammino, diciamo, abbiamo iniziato con questa politica, quella del continuo aggiornamento dei nostri tecnici, e stiamo continuando su questa strada.
Il 2017 ci ha visti protagonisti in questo senso, abbiamo organizzato 15 eventi e quest'anno, dopo aver organizzato e gestito il corso UEFA B e i corsi di aggiornamento il 18 e il 19 aprile, adesso abbiamo questo bel incontro con Aimo Diana, che è un allenatore emergente, un giovane allenatore che ha una carriera calcistica di primo livello, un giocatore di Serie A, un giocatore della nazionale, quindi è riuscito a centrare un obiettivo importante con la Sicula Leonzio, è riuscito a entrare nella griglia dei playoff, che questo penso che sia un risultato molto importante, e le premesse di questo giovane allenatore sono tutte molto importanti e prefigurano un successo che verrà con il tempo e un fulgido avvenire sicuramente dal punto di vista tecnico. Gli incontri tra allenatori sono secondo me quelli che formano di più, perché il confronto, la dialettica e il confronto di tesi non sempre coincidenti arricchiscono sempre di più il bagaglio culturale dei tecnici, e questa è la nostra missione, e questo lo fa da quest'anno in modo particolare anche l'AEC nazionale, che dall'8 al 10 giugno ha un evento appunto di carattere nazionale che si terrà a Rimini, dove gli allenatori incontreranno gli allenatori. Ci saranno incontri tematici con allenatori di grande spessore nazionale e anche internazionale, e quindi sarà un momento molto importante di crescita per tutto il movimento. Siamo con Aimo Diana, un incontro con gli allenatori, tutti pronti per sentire i tuoi suggerimenti e anche un po' la figura dell'allenatore che migliora sempre di più, perché sempre più a diretto contatto anche con i media, che diventano importanti per una crescita. Sì, beh, è chiaro, a me fa piacere venire a questi incontri, perché più che altro ascoltare me è bello il confronto, perché comunque tutti che vogliono fare questa professione, quindi è bello confrontarsi, e credo che avere due idee è sempre meglio che averne una, quindi questo è importante per tutti, è sempre una crescita. In questi anni la figura si è migliorata, si studia di più, si capisce di più anche quali sono le tematiche che ogni singolo giocatore deve affrontare per ogni singola partita. L'allenatore migliora anche in questo. Sì, ormai l'allenatore deve capire, deve essere bravo in tante situazioni, sia nella gestione che nell'aspetto tecnico-tattico, ma soprattutto nella gestione. Quindi ricordiamoci sempre che di fronte abbiamo dei ragazzi o dei uomini con le debolezze di tutte le persone, quindi ci sono vari aspetti da considerare. Dobbiamo avere anche la sensibilità a volte di capire le problematiche interne di un giocatore, non solo esterne. Il miglior messaggio che si può lanciare soprattutto ad un allenatore che da poco è diventato allenatore? Credo che non deve mai mancare la passione, perché altrimenti intraprendere questo tipo di lavoro è veramente difficoltoso e ci sono è una strada difficile. Quindi la passione deve essere sempre superiore a tutto, alle critiche, ai esoneri, a qualsiasi tematica che ti si pone di fronte sempre a 25-30 persone di un gruppo e a persone a cui devi fare riferimento, che sono i direttori sportivi e alle presidenti. Quindi è chiaro che devi anche avere una personalità forte per
per essere anche un leader. Questo è importante perché tante volte le squadre e i giocatori hanno bisogno di leader, se non ci sono nella squadra devono trovarlo necessariamente nell'allenatore. Rientrati quindi a questo punto in studio, ci dobbiamo fermare, abbiamo un breve stacco pubblicitario, tra poco rientriamo per parlare di eccellenza. Ci collegheremo anche con mister Santino Bellinvia del Città di Sant'Agata, che purtroppo tornano dalla Campania con una sconfitta che è valsa purtroppo l'eliminazione alla fase finalissima delle finali appunto dei playoff del campionato di eccellenza. Ci vediamo tra poco, rimanete con noi. Audio Jungle. L'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27. Giugno 2018, quinta edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico va in passerella. Vi aspettiamo tutti presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Ancora una volta, in prima fila, il calcio dilettantistico siciliano.
Siete con Penalty Play tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì tra le 14.30 e le 15.30. Voglio ricordare un po' il programma della settimana che ha subito e subirà giustamente delle piccole modifiche per quanto riguarda i temi che vengono affrontati ogni puntata, perché giovedì e venerdì, essendo vigilia e giorno proprio dei Penalty Awards, la nostra trasmissione avrà un cambiamento appunto nella scaletta. Domani parleremo delle squadre giovanili, come ogni martedì con Salvo Pappalardo. Mercoledì parleremo soprattutto del pre-gara del Catania contro il Feral Pisalò, mentre giovedì e venerdì ci saranno due puntate speciali. Il giovedì racconteremo la movida degli anni '80 con il film Non Solo Nero, e soprattutto venerdì ci sarà una vera e propria anteprima dei Penalty Awards con i nominati, con tutte le nomination che verranno riproposte proprio per riscaldare l'ambiente del pomeriggio, che alle 18 ospiterà presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa appunto la serata finale, la quinta edizione dei Penalty Awards, ovvero il calcio dilettantistico che va in passerella. Parliamo di calcio a questo punto, quello giocato. Lo facciamo con le due squadre siciliane del campionato di eccellenza che hanno disputato le gare di ritorno nelle finali nazionali. All'andata il Dattilo ha pareggiato in casa contro il Castrovillari per una rete per pari, 1-1, mentre invece il Città di Sant'Agata ha perso in casa 1-0, pertanto la trasferta in Campania sarebbe stata difficoltosa. Queste sono le immagini del ritorno tra Afragolese e Sant'Agata. Purtroppo 2-1 la sconfitta per la squadra di Bellinvia, però già delle parole che lo stesso Bellinvia mi ha detto qualche ora fa mi ha confermato che la squadra è uscita veramente a testa alta, a dimostrazione che aveva sicuramente insomma dalla sua la possibilità di agganciare la stessa squadra della Fragolese. Purtroppo bisogna essere anche un po' fortunati. Questi sono i gol della semifinale appunto playoff tra Sant'Agata e la squadra di Afragola. È finita, ve lo ripeto, 2-1 per la squadra campana. Noi dovremmo avere al telefono adesso appunto Santino Bellinvia, così ci facciamo raccontare nei dettagli questo incontro tra qualche istante, perché prima dobbiamo comunque sentire un po' il parere anche di Giovanni Lamela. Campionato di eccellenza che quando passa lo stretto, soprattutto le squadre siciliane, un po' di difficoltà le incontrano, poi soprattutto quelle che vanno a scontrarsi tra virgolette con le squadre campane. Sì. Innanzitutto mi dispiace per il Città di Sant'Agata, perché la seguo dallo scorso anno, l'avevo incontrato lo scorso anno in eccellenza quando io allenavo a Belpasso, e quest'anno ho avuto modo di vederla un paio di volte quando non giocavamo noi, soprattutto ho visto mi pare Biancavilla, Città di Sant'Agata. Sinceramente ero convinto che passasse il turno, perché tra l'altro 1-0 all'andata, quindi risultato apertissimo. Apertissimo, ma io avevo visto Città di Sant'Agata, ovviamente non conosco la Fragolese, tranne che per un blasone, perché la Fragolese mi pare ha fatto anche la Serie D. Eccetera. Ha fatto anche la Serie D, tra l'altro sottolineiamo che è arrivata seconda in un girone di eccellenza vinto dal Savoia, insomma, che in fatto di notorietà non è sicuramente secondo a nessuno. E quindi però pensavo, l'avevo visto Città di Sant'Agata, giocava bene, grandi giocatori, si vedeva la mano del mister, ed ero convinto che potesse fare risultato. Purtroppo poi nel calcio ci sono le partite, poi in Campania, andare a giocare in Campania è sempre un po' più complicato a livello di tifoseria. Anche se però hanno detto che insomma la stessa tifoseria e la stessa dirigenza si è comportata benissimo, insomma è nata una bella partita anche dal punto di vista morale. Sì, però è nata una bella partita dal punto di vista morale, anche non voglio fare io quello diciamo così maligno, però è nata anche bene, perché loro all'andata avevano vinto 1-0, giocavano con un risultato in più ed era a favore loro. Non so se magari al contrario sarebbe stato lo stesso, vero. Però ci mancherebbe. No? Onore senz'altro alla squadra del Città di Sant'Agata. È arrivato il collegamento con Santino, adesso in linea per parlarci di questa partita persa in casa della Fragola. Allora Santino, pronto? Pronto? Buonasera Santino. Allora,
Buonasera a tutti voi. Che dire, siamo un po' dispiaciuti perché le cronache parlano di una squadra che è uscita a testa alta, come del resto anche nella partita dell'andata, dove avete dimostrato di avere sicuramente una bella squadra, un bel team, giocate un bel calcio. D'altra parte, insomma, tu come allenatore sappiamo benissimo quanto incidi dal punto di vista tecnico-tattico nelle squadre. È stata una partita difficile quella giocata da Fragola, perché alla fine siete tornati purtroppo con una sconfitta? Ma guarda, sapevamo l'importanza della gara, soprattutto dopo il primo tempo, tra virgolette, disputato in casa nostra, dove l'abbiamo perso 1-0. L'ambiente è un ambiente particolare, un ambiente difficile e sapevamo di incontrare una gran bella squadra che è la Fragolese sicuramente. Però non abbiamo dato filo da torcere, siamo entrati in campo con la giusta motivazione, col giusto approccio. I primi 20 minuti siamo stati bravi a fare la partita noi. Purtroppo paghiamo 2-3 minuti di follia. Di follia. Perché noi abbiamo subito gol in 2 minuti, abbiamo subito 2 gol e quindi magari sai, dopo 20 minuti cerchi di trovare il gol, cerchi magari di attaccare più gli spazi, hai lasciato involontariamente, ahimè, qualche spazio in qualche ripartenza loro e siamo stati puniti. Però per una squadra che doveva recuperare terreno abbiamo dato tutto, ci abbiamo creduto fino alla fine perché nel secondo tempo abbiamo dimezzato subito lo svantaggio dopo 30 secondi dalla ripresa. Siamo stati sfortunati perché abbiamo preso una traversa con Minci che a portiere battuto su un pallonetto. E sul 2-2 le cose sarebbero andate in maniera diversa. Ma sul sicuramente, 2-2. anche perché poi mancavano ancora 30-35 minuti dove abbiamo avuto anche altre occasioni con Matera, con Russo, con Cicinello. Però dico, alla fine dobbiamo fare un grande applauso a questi ragazzi, certo, perché hanno dato tutto e forse di più. L'unico cruccio che magari mi posso portare è quello di essere stati sfortunati nel sorteggio, perché abbiamo preso la Fragolese e il Bitonto, che magari a circuito nazionale sono le 2 squadre più forti che sono rimaste. Immagino. Ma questo cosa vuol dire? Che adesso in società, insomma, si parla di continuare con questo progetto di crescita oppure di ricominciare tutto da capo, resettare tutto e pensare magari forse di cambiare completamente mentalità per la prossima stagione? Ma guarda, ancora è presto perché ieri siamo tornati questa notte, mi immagino, tra virgolette, dalla trasferta campana, quindi ancora è molto presto. La società però si è dimostrata una società, un gruppo di dirigenti molto maturo, perché ieri è normale che c'era un po' di amarezza, un po' di delusione, però dall'altra parte c'era anche la consapevolezza di aver dato tutto, quindi c'erano molti sereni, anche il presidente, i dirigenti, il direttore hanno fatto i complimenti a me e ai ragazzi e queste sono le grosse soddisfazioni, significa che la società è matura. Chiaro. Dico, per quanto riguarda il futuro ancora è prematuro, anche perché dico facciamo passare qualche settimana per poter far staccare la spina loro e poi vediamo. Tra l'altro la più bella... No, dicevo, sì. Tra l'altro la più bella soddisfazione, ma questa sicuramente l'avrai già letto nei giornali, nei siti web, è che la stessa Fragolese ha fatto i complimenti alla vostra squadra per serietà organizzativa, per il gioco anche espresso in campo, quindi credo che la più bella vittoria, quantomeno quella non ottenuta sul campo, è quella che moralmente vi hanno concesso gli avversari. Sì, sicuramente. È una piccola soddisfazione che non può cambiare l'esito della gara, sia andata che ritorno, però fa tanto piacere. Alla fine mi hanno chiamato Tommaso Manzo, il capitano della Fragolese, del Sorbo, giocatori che sono stati in queste 2 partite, sono quelli che hanno realizzato i gol in pratica, del Sorbo 2 e Tommaso Manzo 1. Mi hanno fatto i complimenti per come la squadra del Sant'Agata stava in campo, le nostre giocate, il nostro modo di approcciare le gare, sia all'andata che al ritorno. Dice mamma mia, dice veramente c'è un gran lavoro, peccato. Dice, per voi, dice, però dice meglio per noi che siamo passati noi, e quindi questo magari eliminando voi si sono un po' e ti rende felice nello stesso momento, perché gli avversari hanno riconosciuto che noi abbiamo dato tutto, abbiamo eliminandovi, insomma, hanno spianato la strada anche a loro stessi per un'eventuale vittoria finale e il raggiungimento
rifacimento casomai di una Serie D. Bene, allora Santino, io ti ringrazio, ci vedremo giorno 1 perché per te è arrivata un'altra ennesima nomination quale miglior allenatore nel campionato d'eccellenza. A quanto sei? Sei arrivato alla quarta su 5 se non sbaglio, addirittura un anno l'hai pure vinto. Mi sembra di sì. Beh, d'altra parte sappiamo tutti le tue qualità, ma anche tutto il Città di Sant'Agata ha fatto incetta di nomination, i 2 attaccanti Cicirello e Mincica se non sbaglio, e il portiere anche, un giovane portiere che hai lanciato tu quest'anno. Devo dire insomma che il Città di Sant'Agata ha dato prova ancora una volta che quest'anno è stata sicuramente una stagione da incorniciare, a prescindere dal risultato finale. Sicuramente, grandi numeri, grandi record battuti e trovati per strada, perché è stato un gruppo di ragazzi eccezionale. Grazie Santino, allora ci vedremo giorno 1 per la finale dei Penalty Awards, grazie ancora. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie a Santino Bellinvia, che come ho detto ha fatto anche insomma più di un'esperienza in varie panchine del Messinese, portando sempre la squadra o in finale playoff o addirittura vincendo i campionati. Sì. Un allenatore, secondo me, personalmente è un mio giudizio, ma rimane là, non deve influenzare sicuramente nessuno, è un allenatore che probabilmente potrebbe fare molto di più rispetto a quello che attualmente fa da qualche anno, tra eccellenza e un po' di Serie D. Sì, assolutamente, io non lo conosco personalmente, però in questo ambiente ho avuto, anche se sono un giovane allenatore, ho avuto modo di sentire parlare di lui, ho avuto modo di vedere ogni tanto giocare le sue squadre, credo che sia tra i più preparati che ci siano a livello di calcio siciliano. Bisogna essere un po' più fortunati, Giovanni, secondo te? Perché insomma poi dopo viene spontaneo pensare che anche in questa occasione, quando uno vuole fare insomma carriera, probabilmente qualche canale deve andarselo a cercare oppure costruire, ma non da soli. Sì, allora innanzitutto quel pizzico di fortuna non guasta mai, assolutamente. Chiaro. Poi purtroppo, magari apriremo argomenti un po' più grandi, non sempre chi merita riesce ad andare avanti, perché magari poi purtroppo il calcio è fatto anche di tante altre cose e magari penalizzano degli allenatori, perché ce ne sono diversi in Sicilia allenatori. È vero, di grande qualità. Raffaele del Virtus per esempio secondo me è un grande allenatore, come Bellinvia per dire, quindi spero che possano avere maggior successo. Abbiamo ancora qualche altra fotografia che immortala insomma la partita di Afragola, campo insomma di grande qualità, dove appunto, come abbiamo potuto sentire dalle stesse parole di Santino Bellinvia, la squadra siciliana si è comportata bene, ha perso nei confronti di una grande realtà che è appunto Afragola, che ritorna a sperare di disputare la prossima stagione nel campionato di Serie D. Noi glielo auguriamo, perché insomma la Campania è sempre fonte di grandi giocatori, di grandi allenatori e di grandi società storiche. Infatti insomma Afragola è una società storica, così come anche il Savoia, che ha pure giocato in Serie B se non sbaglio solo per una stagione. Quindi è la dimostrazione che quando comunque la squadra lavora su certi meccanismi, su certe organizzazioni, poi alla fine i risultati comunque arrivano. Assolutamente, poi alla fine i risultati arrivano, e se non arrivano è forse soltanto per quel pizzico di sfortuna, ma tu non hai, prendi Città di Sant'Agata, avrà avuto un po' di sfortuna, perché secondo me Città di Sant'Agata era una squadra che io l'ho vista e mi ha impressionato tanto, non aveva niente, infatti il mister diceva della buona partita, della buona prestazione, non aveva niente da invidiare secondo me alla Fragolese, però purtroppo poi il calcio è fatto di episodi e gli episodi purtroppo sono andati a favore dell'altra squadra. È stata condannata anche da un'altra ennesima sconfitta una squadra siciliana nelle finali nazionali playoff di eccellenza, parliamo del Dattilo Noir, che dopo aver pareggiato 1-1 in casa la scorsa settimana ha perso a Castrovillari per 3-1. Però diciamo pure che ci dispiace, indubbiamente, perché è sempre la squadra siciliana, ma il Dattilo è arrivato a farsi queste finali nazionali un po' inaspettatamente, quindi tutto quello che arrivava era di positivo. Poi ha beccato anche il Castrovillari, che in fatto di tradizione non scherza neppure, per cui si è poi scontrata anche con questa esperienza calabrese fatale poi alla fine. Il Dattilo io non l'ho mai visto perché appartiene al girone A di eccellenza, quindi un po' lontano da noi. È arrivato sinceramente non pronto
pronosticato, perché ha fatto fuori il Licata che è più attrezzato. Assolutamente. Quindi è arrivato ad un punto della stagione che secondo me neanche loro speravano. Potevano mai immaginare. Poi ovviamente arrivi lì, te la giochi la partita, però sicuramente il Castrovillari aveva qualcosa in più e lo dicono anche i risultati. È vero, aveva qualche cosa in più e quindi vedremo adesso cosa succederà, anche perché si dovrà capire soprattutto chi è l'allenatore effettivo di questo Dattilo Noir. Abbiamo insomma aperto una piccola polemica qualche giorno fa, perché non si riusciva a capire chi poi alla fine guidasse questa squadra, se l'allenatore era Vito Policano oppure questo Tony Messina, che ufficialmente è un dirigente. Anche su questo insomma l'AEC oggi ho saputo ha già agito dal punto di vista diciamo legale dal punto di vista sempre calcistico federale, perché è chiaro che la figura dell'allenatore deve essere sempre chiara, senza sotterfugi, perché purtroppo spesso e volentieri la figura dei prestanomi incide anche in queste categorie. Purtroppo sì, mi rilego al discorso che ho fatto poco fa quando parlavamo del mister Bellinvia, della possibilità di andare avanti. Alcune volte uno di quei fattori che magari precludono di andare avanti è anche questi piccoli sotterfugi che non fanno bene, soprattutto a calcio dilettantistico. Assolutamente, anzi tutt'altro lo massacrano di più sì. e non dà credibilità poi. Invece il calcio comunque anche a questi livelli deve essere credibile, ed è credibile quando l'impegno e la serietà da parte dei dirigenti e degli allenatori è visiva, chiara, limpida e trasparente. Volevo un attimo parlare con te sempre della zona messinese, perché tu, essendo taormino, insomma, indirettamente hai seguito il campionato straordinario del Città di Messina. Assolutamente, certo. Perché il Città di Messina, neopromossa, inaspettatamente ha messo tutti in riga e già con qualche settimana di anticipo rispetto alla fine della stagione ha vinto il campionato e il prossimo anno giocherà in Serie D. Sì, Città di Messina l'ho visto contro il Biancavilla, ovviamente inaspettatamente si è ritrovato lì e poi alla fin fine inaspettatamente a livello di blasone, perché c'erano squadre magari sulla carta maggiormente attrezzate, vedi Biancavilla, vedi Paterno all'inizio, vedi Città di Sant'Agata, Scordia, però questo fa capire una cosa importante, il Città di Messina è figlio della progettualità. Mi piace questo, figlio della progettualità, perché deve diventare veramente una delle cose più importanti per le società che vogliono crescere. Se non c'è la progettualità non arrivi ai risultati. Città di Messina ha un grande settore giovanile. Città di Messina ha costruito pian piano questa promozione. Poi magari agli occhi di tutti può sembrare inaspettata. Attenzione, poi all'interno del gruppo ci sono 3-4 elementi di categoria superiore. Assolutamente. Che hanno fatto la fortuna anche dell'Igea Virtus qualche anno fa. Assolutamente, però metti 3-4 giocatori di categoria superiore assieme in un contesto dove c'è gente che sta progettando e sta lavorando per questo. Poi metti la ciliegina sulla torta che ti fa fare il salto di qualità. Però questo salto di qualità, se tu conti le altre squadre, erano attrezzate con 18-19 giocatori di categoria superiore, eppure non sono riusciti. Quindi neanche ad raggiungere le semifinali. Il Città di Messina è una sorpresa a livello, diciamo, di aspettative, ma credo che non sia una sorpresa a livello di progettualità e di organizzazione della società, e quindi penso che sia più che meritato. Sorge però in queste ultime settimane il dubbio se questa squadra comunque la prossima stagione disputerà il campionato sia o al Celeste, che in questo momento risulta anche un po' inagibile, oppure giocherà al Pace del Mele. Insomma, c'è un po' di polemica, perché dentro c'è anche chiaramente la CR Messina, la storica società del Messina, e quindi insomma le prossime settimane dovrebbero far luce in maniera più chiara su questo quesito che ci accompagnerà almeno per tutto questo mese di giugno. Sì, assolutamente, perché poi ovviamente Messina conta già della realtà quella storica che è la CR Messina. Città di Messina ovviamente, come ben sai, è un periodo dove le crisi delle società eccetera eccetera ne fanno da padrone. È vero. Quindi credo che una città come Messina, anche se importante, 2 squadre in Serie D non sarebbe una cosa, no, magari sarà fattibile, però il problema è che tra di loro, insomma, non è che ci sia buon sangue, nel senso che non c'è questa grande collaborazione di idee. Purtroppo no, però mi auguro che possa diventare un tutt'uno questa cosa, e magari far ritornare Messina nelle categorie importanti. Insomma, ne parleremo sotto l'ombrellone, allora, Giovanni. Ne parleremo sotto l'ombrellone. Qualche messaggio. Infatti. Allora, qualche immagine ancora dello Sporting Taormina per chiudere l'intervista di Giovanni Lamela, che oggi
oggi è venuto a trovarci. Ritornando e chiudendo il discorso dello Sporting Taormina, nei prossimi giorni ha detto ti rivedrai con il presidente Castorina, sì. E insomma parlerai, ma parliamo invece di te. Tu hai la volontà di rimanere? Sì, assolutamente, perché come ho detto poco fa, a Messina devi fare solo l'allenatore e il calciatore. A livello organizzativo e di società non c'è nulla da dire, lo ribadisco, quindi se c'è la volontà del presidente di continuare, con cui siamo in buonissimi rapporti. Assolutamente sì, nessun problema. Quindi alla fine penso di aver centrato l'obiettivo che mi era stato dato, anzi siamo andati un po' più avanti. Infatti, finale campionato. Sì, infatti campionato, però alla fine il calcio, sai, è strano sotto un certo punto di vista, ma sì, conto di continuare assieme al presidente Castorina. Bene, allora questo è il messaggio che lo stesso Giovanni Lamela ha lanciato, lo ha lanciato in modo particolare giustamente al suo presidente, sì. Ma eventualmente comunque altre società, insomma, il calcio è sempre aperto a 360 gradi e quando meno te l'aspetti ti arriva magari una chiamata da qualche altra parte. Allora, intanto complimenti per la tua nomination per quanto riguarda i Penalty Awards. Ringrazio voi per il fatto di avermi dato la possibilità innanzitutto di essere qui presente oggi vostro ospite. Grazie. E poi di essere presente in maniera anche da protagonista al certo. Penalty Awards, che è una manifestazione che seguo da tempo e che ovviamente penso sia una delle più importanti, se non la più importante a livello calcistico. È una passerella siciliano. Di tutto il calcio dilettantissimo siciliano, quindi starci dentro, salire sul palco, anche se pur volendo non vincendo, sì. Ma si è in nomination, quindi insomma la passerella è obbligatoria. Ovviamente, assolutamente, quindi è una cosa bella e importante. Ovviamente poi come da allenatore quando partecipi vuoi vincere. Beh, ci mancherebbe, è giusto che sia così. L'obiettivo è ma questa cosa chiaramente verrà risolta soltanto quando giorno si apre la busta, no? Giorno 1 si aprirà la busta con i 3 nominati sul palco, ce ne sarà uno che vince, ma gli altri 2 saranno protagonisti lo stesso. Se erano sul palco. Lì ci sarà un motivo, no? Assolutamente, quindi un in bocca al lupo, allora incrocio le dita anche per te. Assolutamente. Per la prossima stagione e anche in questo caso per i Penalty Awards. Grazie naturalmente a Giovanni Lamela. Noi ci rivedremo domani come al solito alle 14:30 per una nuova puntata di Penalty Play. Vi voglio ricordare tra l'altro che domani si parlerà soprattutto di settori giovanili, si parlerà delle squadre giovanili proprio perché si sono svolte le finali provinciali e avremo anche un allenatore in studio, avremo come al solito la compagnia anche di Salvo Pappalardo che è un po' il nostro opinionista, essendo lui una firma storica del giornalismo catanese sul calcio giovanile. Voglio ricordare ancora una volta che poi mercoledì ci sarà la consueta puntata di Penalty Play dedicata al calcio Catania. Ci sarà una preparazione all'incontro contro il Feral Pisalo che insomma incontreremo proprio mercoledì sera, il Catania lo incontrerà mercoledì sera a partire dalle 20:30 e poi giovedì e venerdì, come ho detto proprio in apertura della nostra trasmissione, avremo 2 puntate speciali. Il giovedì andrà in onda sotto il marchio appunto di Penalty Play la visione del film Non Solo Nero, che è un film dedicato al movimento culturale musicale di una Catania anni 80 che ormai chiaramente non esiste più, ma ci sarà modo così anche di rivedere, riascoltare quelle che erano le musiche e le tendenze di quel periodo. E poi il venerdì, proprio a ridosso del pomeriggio del grande galà dei Penalty Awards, la presentazione delle nomination appunto degli atleti, degli allenatori, dei tecnici che poi si incontreranno appunto alle ore 18 presso l'auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Che dirvi, come al solito ringrazio la regia coordinata ancora una volta da Giuseppe Giuffrida e inoltre la presenza anche di Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 14:30 ancora una volta con Penalty Play. Soffio corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me, tu che sai come fare, corri per me. Tu che sai dove andare,
sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.